c'è stata una grande affluenza di gente di fuori, gente di Catania, gente di Marsala, e ad oggi qua ci sono 2 pullman di Marsala, questo ce ne da tanto, e dobbiamo ringraziare tantissimo l'associazione Sacro Cuore e tutte le persone che si sono adoperate. Praticamente hanno fatto un gioco di squadra, e quando si fa un gioco di squadra si vince. Devo ringraziare pure un albero Natale costruito tutto con l'uncinetto da signore, anziane che hanno partecipato, quindi tutto un lavoro di squadra di persone che si sono adoperate, e questo ci onora alla nostra comunità. È un borgo vicino alle piazze, un borgo antico, è un borgo naturale, quindi è una bellissima idea farlo vicino alle piazze, perché la gente se ne va in piazza a passeggiare vicino alla chiesa, quindi oggi per il nostro comune siamo soddisfatti che abbiamo consegnato le pergamene, visto i nati che c'è poca natività negli ultimi anni. Negli ultimi 5 anni avevo la media di 20 nati l'anno, 19-22, quest'anno abbiamo consegnato 35 pergamene a 35 campioni, quindi un paese dove ci sono le nascite, un paese che vive, perché se non ci sono nati non ha motivo di esistere una comunità. In questo scende c'è pane con l'olio, che signore si adoperano che fanno il pane e poi con l'olio e lo consegno alla cittadinanza, ai visitatori. Quindi ci sono diversi stand dove si mangia, cioè perché e chi viene si fa un giro nel nostro paese vivente, significa anche come cena. Antichi mestieri dove c'è il calzolaio, dove c'è l'artigiano che faceva la giummata, e poi abbiamo qualche anziano ancora che cerca di fare la scuola ai nostri giovani, e poi ci sono il calzolaio, e purtroppo perché tutti questi mestieri si vanno a disperdere, e quindi anche un ricordo per i bambini che esisteva un calzolaio, che esisteva qualche artigiano, quindi una risorsa per una comunità, fare capire, insegnare ai bambini quello che era prima una volta la comunità. Auguro buon anno, che sia un buon anno pieno di pace, di serenità, perché in questo momento dobbiamo guardare, attenzionare la pace del mondo, perché è una delle cose più importanti. E poi come sindaco della provincia di Agrigento abbiamo Agrigento capitale della cultura, ci dobbiamo adoperare tutti insieme, perché saremo accolti da turisti e bisogna sapere accogliere i turisti garantendo servizi il più possibile. Appena il diavolo mi tira un bambinetto.